C'è a volte eccessi di confidenza in difesa. Stasera per esempio Calcaro ha fatto una grossissima partita e purtroppo ha preso dei gol banali che non- che teoricamente non dovrebbero essere presi, però accade anche questo. Questa è stata una partita molto strana, bella partita, corretta, poi c'era un'atmosfera un po' particolare, dato quello che è accaduto, un grosso lutto della squadra, ma di tutto la Lega dei Calcio a 8, non soltanto della squadra del Fiumicino. Tutti quanti noi siamo oggi in lutto per il ragazzo che perde la vita in questo modo. Scusate la parentesi. Niente, la squadra va bene, ha dei momenti di gioco bellissimo, vanno bene, e c'è la difesa che ogni tanto ha dei momenti così di imbarazzo. Poi dopo, però quando prendi poi i gol è difficile rifarli sempre, magari farne uno di più. Il pareggio mi sembra che sia un risultato giusto stasera. Ci sono state occasioni da tutte e due le parti, c'è stato belle giocate da tutte e due le parti. Che dire? Che cadono davanti e che non si fa gol al momento che hai l'occasione giusta. Poi magari fai dei gol impossibili, alcune cose dei Severini che sono dei momenti bellissimi di calcio e poi ci affidiamo a volte anche all'emotività del momento, si sottovaluta, si sopravvalutano certe situazioni. Non è una squadra di professionisti, si incontrano, noi non facciamo allenamenti regolari perché ognuno ha degli impegni eccetera, anzi secondo me il fatto che trovandosi una volta a settimana si riesce a ottenere ancora dei risultati con sempre dei momenti di defiance di quello o quell'altro giocatore per motivi vari, il risultato per me va bene, insomma. Certo, abbiamo perso delle partite che non dovevamo perdere, adesso vediamo un po' di portare avanti questo campionato in maniera migliore.